annuncio già in anticipo che è una delle partite più strambe che io abbia mai visto in vita mia. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati ancora qui sul Norway Chess. Allora, diamo un'occhiata alla classifica. Come sta andando questo torneo dove il punteggio elo medio è di 2754 punti, follia. Abbiamo, penso, i 10 migliori giocatori al mondo e stanno facendo un grandissimo torneo Anand, che è veramente in forma in questo torneo, con 9 punti e mezzo. Secondo a seguire Carlsen, terzo Wesley So, sta giocando moltissimo bene anche lui, e Mamedjarov, anzi la partita di oggi sarà proprio una partita di Mamedjarov contro So, quindi il torneo finirà l'11, no, quando è che finisce? Sì, credo l'11, non vorrei dire cavolate, dopo vi dico meglio, mi informo meglio, allora questo è quello che mi ricordavo, e quindi andiamo a vedere la partita che è stata giocata ieri. Bene, andiamo a vedere com'è andata questa partita. Ti annuncio già in anticipo che è una delle partite più strambe che io abbia mai visto in vita mia, giocata poi tra due grandmaestri, e non due grandmaestri qualsiasi, ma tra i top al mondo. Cavallo F3, apertura reti, che quasi sempre poi si trasforma, si trasporta in un'altra apertura, e 3. Cavallo F6, il bianco gioca tranquillamente, C4, attenzione, diventerà un gambetto di donna, chi lo sa, e 6 B3. Interessante. B3 fa spesso parte della reti, spesso si va anche in un sistema di doppio fianchetto, alfiere 7, alfiere B2, arrocco corto, e ora qualcuno prima o poi si aspetterà che il bianco va a prendersi il centro con D4. Ciò non avviene, viene giocata donna C2, C5, giustamente è il nero che prende il centro, cambio di pedoni al centro, il bianco perde l'unico pedone sulla metà campo e adesso il nero ha 2 pedoni sulla metà campo, il bianco neanche uno. Apertura strana per il bianco che rinuncia al centro per cercare del controllo sulle case centrali da lontano. Cavallo C3, questa freccia ti sottolinea come ancora non ci sia alcun tipo di pedone centrale e che probabilmente si potrà prima o poi forzare anche la spinta centrale. Cavallo C6 si minaccia sia l'entrata su B4 dove si dà fastidio alla donna, che allo stesso tempo si minaccia di spingere su D4, visto che non c'è stata questa spinta da parte del bianco. A3 per chiudere questo punto qui. Ora subito si potrà giocare questa, ma Anand decide di dare fastidio a quel cavallo. Chiaramente a seguito della cattura avremmo una doppiatura di pedoni e impedonare i pedoni è sempre meglio evitare. Poi bisogna vedere da posizione a posizione. Alfiere B5 e adesso arriva D4. Siamo alla 10ª mossa e il nero ha un vantaggio, secondo il motore, di meno 1.40. Penso che in nessuna partita tra grandmaestri di questo livello si vede che nel giro di 10 mosse la partita si è completamente ribaltata ed è a favore del nero. Questa cosa mi ha stupito e ancora una volta vediamo come questi grandi giocatori cercano di sorprendere l'avversario, perché la cosa brutta è che si può andare a giocare probabilmente di teoria fino alla 30ª, 40ª mossa, invece con aperture strane i giocatori cercano anche di sorprendere un po' l'avversario, quindi di giocare a scacchi e non di giocare di teoria. E qui Mamedjarov devo dire che è riuscito nel suo intento, ma è uscito male dall'apertura. Qual è il problema di queste mosse? Che è vero che il bianco è uscito male dall'apertura, è anche vero che il nero deve sapere come punire bene il bianco e, non essendoci troppa teoria di questa posizione, il nero saprà come punire il bianco, lo scopriremo. Alfiere per F3, il bianco si lascia impedonare per prendersi la colonna G. Presto arriverà sicuramente la manovra torre G1 con attacchi sul re. Mamedjarov è un giocatore molto aggressivo e gli piacciono queste cose. Vediamo se riuscirà nel suo intento.
cavallo in E5, giustamente i pezzi si centralizzano e vanno ad attaccare le debolezze del bianco, e ora alfiere in ritirata. Chiaramente uno dei problemi del bianco è, oltre alla mancanza di spazio, che non ci sono pedoni nella metà campo e neanche chiaramente nella metà campo avversaria, mentre il nero è già riuscito a sfondare, ha un buono sviluppo di pezzi, ha una buona struttura pedonale, il bianco ha una struttura pedonale disintegrata, il re non potrà arroccare a meno che fuori di testa vorrà fare un arrocco lungo, ma non sembra la situazione. Ha una struttura pedonale un po' così così, e quindi che cosa deve fare? Come dice anche il maestro internazionale Bulivanger all'interno del corso I segreti della scuola russa, che può trovare nell'Accademia di Matto Scacco, dice: quando ci sono dei pedoni doppiati, ricordati sempre di spingere il pedone doppiato. Quindi questa sarà la struttura che si dovrà andare a creare. Talvolta qualcuno spinge questo pedone ma si crea debolezza, invece questa struttura qui poi di tutti i pedoni su case nere sarà piuttosto rigida e solida. Tra l'altro, a seguito di F4 non potranno esserci cavalli qui o robe varie, perché questa casa poi sarà super controllata dai pezzi del bianco. Torre C8, e ora qui ti sarei domandato perché il nero non ha giocato D3. D3 sembra che ci sia una forchetta, no? Interessante. È vero che D3 crea una forchetta, ma dopo che, non so, la donna si ritira e tu ti mangi il pedone, cade il tuo cavallo. Quindi siamo pezzo per pezzo. Quindi questa spinta lascia scoperto il cavallo. Ecco perché non portava a nulla. Anzi, forse risolveva un po' di problemi del bianco. Motivo per cui So gioca torre C8, adesso torre G1 attaccando il re, torre in E8. Ancora una volta questa mossa chiaramente non funziona. Cavallo in G3, l'idea di portare il cavallo verso F5, dove si inizia a fare veramente pressione verso l'arrocco avversario. L'alfiere si ritira in F8 con ruolo difensivo sul punto G7, e ora F4. Ecco che viene spinto il pedone doppiato. D3, arriva finalmente questa mossa e, come abbiamo già visto, ora questo cavallo cade. Bisogna capire se conviene più catturare d'alfiere o di pedone. Tu che cosa diresti? Sono sicuro che è distinto, mi diresti: beh, alfiere, un alfiere lì in centro scacchiera, ma tu non sei un GM. Questa non è una mossa da GM. F per E5, costringendo, perché la differenza è che se catturi d'alfiere non costringi questo cavallo ad andarsene. Con la cattura di pedone, questo pedone è sostenuto dall'alfiere e costringe questo cavallo ad andarsene. Cavallo di 7, e adesso questo pedone qui è attaccato 2 volte, c'è bisogno sicuramente di difenderlo. Sicuramente F4 era un'ottima difesa, ma Mamediarov cerca donna in E4. Centralizza la donna, che è pronta per creare attacchi interessanti contro il re, e ora G6. Il nero decide di aumentare e migliorare la propria difesa, creando questa struttura di pedoni sul bianco, che chiaramente con l'alfiere di colore camposcuro vanno a creare il nostro famosissimo fianchetto. F4, C4, mossa molto interessante, sacrificio di pedone. Il bianco in partita gioca B4 per impedire ai pezzi del nero di prendere case importanti. In caso per esempio di sacrificio accettato, il nero aveva a disposizione cavallo C5, ottima casa per questo cavallo, e dopo per esempio la ritirata di donna in D3, tappando completamente il bianco, che si trova veramente a corto di spazio. Chiaramente dopo una cattura di questo tipo c'era un attacco doppio, la situazione diventa ingestibile. Torniamo indietro, quindi su C4 viene giocata B4 e ora A5. Che cosa vuole fare il nero? Ora il nero, che stranamente adesso ha praticamente quasi tutti i pezzi in ottava traversa, quasi sulla difensiva, però su che cosa cerca di giocare? Gioca sul fatto che il bianco ancora è re al centro. È uno dei principi di scacchi, e se il tuo avversario è re al centro, cerca di fare macello, apri le linee, anche a costo di sacrificare qualche pedone, perché bisogna attaccare e punire quel re che non è stato arroccato. Alfiere C3, cavallo B6, re per E2, cavallo D5, e ora alfiere D4, A per B4, cattura e C3. Ancora una volta
il nero, anziché prendersi qualche pedoncino, preferisce aprire la situazione, ma è la stessa cosa che intende fare il bianco con F5. Situazione interessante, ci perdi 2 e ora E6. Ok, qui è inutile dirti che bisogna calcolare qualsiasi cosa, noi la stiamo vedendo molto velocemente, loro ci avranno messo minuti e minuti per decidere queste mosse, però chiaramente adesso non ci vuole un genio per capire che c'è tanta pressione su quell'arrocco, motivo per cui torre C7 è una mossa che serve a controllare la settima traversa e adesso, attenzione, attenzione, la mossa che gioca il bianco è cavallo H5. La domanda che ti faccio adesso è: metti in pausa il video e cerca di capire il motivo di questa mossa cavallo H5. Supponiamo che ora il nero faccia una mossa completamente a caso come B6. In che modo il bianco può continuare? Ti lascio qualche secondo, se vuoi stoppa il video perché questa mossa merita veramente. Ok, ci siamo? Vuoi che ti faccio vedere? Io spero che tu sia riuscito a vederla perché è veramente difficile. Supponiamo che appunto il nero faccia una mossa a caso, che non è la mossa che è stata giocata in partita. C'era questo bellissimo colpo tattico, sacrificio di regina su D5, regina per cavallo F6, il re si sposta, andiamo in vantaggio di un pezzo con anche iniziativa, attacco, scacco di scoperta, cioè qui abbiamo il disastro del disastro. Motivo per cui in partita su cavallo H5 è stato giocato donna D6. L'idea è quello di andare ad attaccare il re con H2 e chiaramente su H2 poi ci sarebbe anche l'attacco doppio sulla torre, quindi il bianco non può lasciare che il bianco entri su H2 e viene giocata re F3. Re F3 impedisce alla donna di andare su H2? Non lo impedisce, ma se non altro non è scacco, quindi non costringe poi il bianco a mettere al sicuro il re. La partita procede proprio in questo modo, ma adesso, grazie a questo sacrificio di pedone, torre H1, la torre prende un'ottima colonna. Su G6 forse i giochini erano finiti, sulla colonna H inizia a essere interessante. Ritirata di donna su D6 e ora, attenzione, il giochino qui di prima funziona ancora? Domanda da $1.000.000. Sto cercando di farmela da solo. In partita è stata giocata torre in A va in G1 con tutti i pezzi all'attacco, però sto cercando di capire se il giochino del sacrificio funziona ancora. Non funziona. No, non funziona. Non funziona perché questa volta è scacco. Ecco perché non si può più fare. Ok, viene giocata torre in A va in G1. Alfiere in H6, cercando di rendere attivo questo alfiere, ma attenzione, attenzione, qui si vince in molteplici modi. Alfiere in E5 in realtà si poteva giocare anche qualche mossa fa, alfiere in E5, ma Mediarov ha voluto incrementare la pressione ad ogni modo. Alfiere in E5, donna in C6, innanzitutto andiamo in vantaggio di materiale, qui So cerca di complicare la situazione, no? Questa regina non fa paura perché adesso verrà catturata, però cerca di complicare la situazione perché ha capito che la situazione è disperata, quindi l'unico modo per cercare di giocarsi il tutto per tutto è complicare, fare i casini, fare i fuochi d'artificio. Torre per D1, F per E6 e ora attenzione, viene giocata cavallo in F6 con l'idea di fare un attacco di scoperta su questo alfiere. Una mossa che avrebbe vinto molto più facilmente di questa, sono tutte vincenti, ma quella che suggerisce il computer che non è stata giocata da Mamediarov è sacrificio di torre in D5. Riesci a capire che cosa porta questo sacrificio di torre? Anche qui ti lascio qualche secondino per pensarci. Ok, si capisce, no? Che il cavallo controlla la casa F6, dopo il sacrificio di torre possono esserci queste entrate, però queste entrate sembrano che siano controllate dalla donna e allora spingiamoci qualche mossa in più. Sacrificio, cattura di pedone, cattura di donna, c'è subito cavallo F6 e ti prendi il doppio, quindi ops, cattura di pedone, sacrificio di donna su torre e arriva l'altra volta il doppio e chiaramente perdi anche l'alfiere dopo una mossa di questo tipo, cattura
cattura. E ovviamente il vantaggio del bianco è smisurato. Non era facile da vedere questa successione, per cui il bianco gioca a cavallo F6, che comunque porta a una buona situazione. Re F7, ok, se tu mi mangi l'alfiere io ti mangio il cavallo in F6. Qui mi dirai perché il nero ha giocato re in F6 e non ha preso il cavallo, perché dopo una mossa di questo tipo c'era donna per C6, B per C6, torre H6, comunque la situazione era favorevole, ultra favorevole al bianco. Dicevamo, la partita è andata in questo modo, F per G6 scacco, il cavallo lo si lascia bellamente lì, Re F6, torre H6, adesso sia di spinta che di cattura ci saranno gli scacchi di scoperta, donna per C7, donna H4 scacco, re in E5, donna H2, il nero qui abbandona. Non c'è in realtà nessuna infilata, no? Perché questa donna è coperta dal cavallo e quindi perché il nero ha abbandonato? Perché semplicemente qui dopo per esempio re F6 o re F5 il bianco ha 1000 modi per vincere la partita. Il modo più sicuro proprio da partita blitz giocata su chess.com è questo qui che ti mostro ora. Torre per D5, grazie a questo sacrificio di torre, se il nero dovesse catturare ora perdi la regina gratuitamente, quindi il nero giustamente cambia prima le regine. Torre per H2, cattura di torre e chiaramente il bianco è in un finale vincente perché dopo questa si minaccia la promotion. Qui si può giocare re G7 oppure torre H8 per evitare questa roba qui, ma comunque adesso il bianco ha dalla sua parte il fatto che inizia a muoversi in direzione dei pedoni. Qui per esempio il nero dovrebbe cercare di tenere la situazione, ma è molto difficile perché questa è una torre passiva, questa è una torre molto attiva che può dare scacchi e robe varie. Per esempio se il nero si incaponisce nel prendere quel pedone, semplicemente prenditelo pure, ma questa è una partita strapersa. Adesso il bianco si andrà a prendere anche quel pedone e riuscirà senz'altro o a promuovere entrambi i pedoni o uno dei due, e chiaramente con donna e re contro re la partita è finita. Chiaramente questo era il modo più iper semplificato per vincere la partita. Qui il computer suggerisce un altro scacco su re 5, dice torre per D5, E per D5, donna G5 scacco, re N6, G per H7 scacco, re D7, ok, si va a promozione, va bene, anche questa è stravinta, però sai quando il tuo avversario ha la regina può sorprenderti in ogni modo, mentre se semplifichi a zero la posizione, grandi sorprese non ci potranno essere. Comunque sia, grande torneo che ci sta offrendo partite interessantissime, molto equilibrate, e vediamo come andrà. C'è Anand che sta facendo veramente un gran torneo, tifiamo per lui perché è un giocatore che da quando è diventato campione del mondo, da quando Carlsen gli rubò lo scettro, è comunque sempre rimasto ad altissimi livelli ed è sempre lì. Quindi veramente congratulation e vediamo un po'. Magari sarà proprio Anand a riprendersi lo scettro, chi lo sa, lo scopriremo. Alla prossima!